Cioè, oh, mm. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io rispetto al dottor Rigobello farò un focus su quello che facciamo come Regione del Veneto, la Direzione Cultura. Ehm, allora, mm, vediamo. Qui non funziona con pagina. Come mai? No, devi schiacciare quello con le frecce. Ah, questa. Ok. No, Non funziona? Ah, così. no, aspetta perché non hai Ah, fatto per adesso. Sì. Aspetta, facciamo così. perché non è in modalità Ah, e presentazione. se non clicchi sopra la prima slide, Ah, non ok, parte ok. mai. Perfetto. Come un blocco del sistema. Sì. Ehm, C'è una prima legge, la legge 30 del 2012, poi modificata con la 4 del 2019 e applicata con la DGR, la delibera di giunta regionale 1566, e questa disciplinava gli ecomusei e ha trovato con questa legge una prima attuazione. Questo provvedimento ha approvato il disciplinare per il riconoscimento di Ecomuseo del Veneto e ha definito i requisiti per ottenerlo, nonché le linee guida per la presentazione delle relative domande da parte dei soggetti, la loro valutazione e il monitoraggio. Ehm, un attimo che... scusate. Mm, mhm. Con questa legge sono stati riconosciuti i primi ecomusei del Veneto, che sono stati appunto l'Ecomuseo di Arcole, della battaglia napoleonica, l'Ecomuseo Valle del Biois e l'Ecomuseo Acque, che è l'Ecomuseo della Venezia orientale. Nel 2019, con la legge numero 17, la cosiddetta legge per la cultura, sono state raggruppate tutte le normative che si erano costituite nel corso degli anni in un'unica appunto grande legge cosiddetta quadro. Questa legge nell'articolo 27 si parla ovviamente in maniera succinta e a volo d'uccello di ecomusei. L'applicazione viene attuata con la delibera di giunta regionale numero 499, che appunto ha disciplinato le modalità di istituzione, promozione e gestione degli ecomusei. Nel 2023 la Regione del Veneto ha riconosciuto il quarto museo, Acquaplane, che è un ecomuseo della pianura veronese. Per la nostra regione, che cos'è un ecomuseo? Abbiamo sentito prima che si prende da spunto dalla Costituzione, dalle varie convenzioni di Faro e di Firenze, poi ciascuna regione declina, partendo appunto dalla normativa nazionale e internazionale, la sua definizione di ecomuseo. Quindi io parlo di quello che facciamo come e intendiamo noi come Regione del Veneto. L'ecomuseo è un sistema museale connotato dalle identità geografiche presenti nel territorio, caratterizzato dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalla comunità locale, in un processo dinamico volto alla sua conservazione, interpretazione e valorizzazione. È anche un'istituzione che identifica, studia, conserva e valorizza la memoria e la vita collettiva delle comunità e del territorio che le ospita, promuovendone uno sviluppo sostenibile. Questi sono i principi cardine ehm, della nostra legge. Quali sono gli aspetti che la nostra legge valorizza nell'ambito degli ecomusei?
patrimoni culturali e quindi la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali, materiali e presenti, materiali immateriali, poi l'ambientale naturale, i saperi artigianali, quindi ehm, data attenzione anche ai saperi artigianali, le tecniche tradizionali degli antichi mestieri, l'architettura locale e il coinvolgimento attivo della cittadinanza. La partecipazione delle comunità, le istituzioni culturali, le università, il più possibile, insomma, le associazioni presenti nel territorio, e viene data particolare attenzione a, come dire, il coinvolgimento attivo non solo, di solito quando si parla di coinvolgimento delle comunità, si usa il termine stakeholders. Qui cerchiamo di applicare un coinvolgimento maggiore, cioè dell'intera collettività e dell'intera comunità locale. E poi lo vedremo anche appunto nei criteri di valutazione. Alla gestione degli ecomusei, sempre secondo noi, secondo la Regione, provvedono gli enti locali, le comunità montane o altri organismi pubblici e privati o fondazioni appositamente costituite. Attraverso che cosa? Degli accordi, devono essere accordi formali, convenzioni, protocolli di intesa, e in cui vengono definiti i gestori dell'ecomuseo. Deve essere redatto un programma di attività con obiettivi, attività previste, le risorse disponibili, le risorse del territorio, e il programma deve essere almeno triennale. E ovviamente la denominazione che sarà esclusiva dell'ecomuseo. La nostra DGR prevede la costituzione di un comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti, la valutazione degli ecomusei. E credo che per voi sia interessante e importante capire e venire a conoscenza di quali siano i criteri, no, che la Commissione valuta per conferire il riconoscimento regionale. Allora, questi sono i 6 criteri. La coerenza territoriale, quindi la valutazione delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio, supportata da documentazione tecnico-scientifica, cartografie e dati statistici. La partecipazione comunitaria, quindi viene analizzato il grado di coinvolgimento attivo della comunità. E gli ecomusei l'abbiamo sentito e continuiamo a ripeterlo, delle- degli istituti che possono attivarsi ed avere vita lunga solo attraverso processi bottom-up. Calati dall'alto avranno sicuramente vita breve, perché fondamentale, un criterio fondamentale è il fatto della partecipazione attiva dei cittadini. E per avere una partecipazione attiva, e quindi per essere attiva deve essere consapevole, c'è tutto un processo che sta a monte, che è un processo partecipativo. Per attivare processi partecipativi bisogna fare percorsi anche di formazione, perché poi tenere attivati i cittadini sul lungo periodo non è banale, nel senso che sul breve periodo c'è l'entusiasmo, però qui stiamo lavorando sul lungo periodo. Mm. Altrimenti mi ricollego al discorso che si faceva prima, che facevano i relatori che mi hanno preceduta, sul fatto che le città culturali che stanno attraendo tantissimi turismi fino ad arrivare all'overtourism, non stanno più lavorando correttamente dal punto di vista culturale, nel senso che c'è una produzione, un'offerta culturale volta all'intrattenimento.
Noi invece qui stiamo lavorando alle basi della cultura, stiamo partendo dalle radici, costruiamo i fondamentali. Le comunità, le amministrazioni, gli amministratori dovrebbero veramente fare una profonda riflessione su che cos'è fare cultura nel proprio territorio, no? In primis è fare cultura per i propri cittadini e poi ci saranno le conseguenze, ci saranno attività anche per i visitatori o per i turismi, ma bisogna far crescere innanzitutto la propria comunità, di riferimento. E l'ecomuseo lavora proprio su questo. Quindi il cittadino prende, consapevolezza e conoscenza della storia, dell'identità del proprio territorio, in questo caso di un paesaggio, di una parte di territorio, la sente propria e la trasmette agli altri. Il passaggio fondamentale è proprio questo. L'altro criterio di valutazione che prende in considerazione il Comitato Tecnico Scientifico è la governance istituzionale, quindi la presenza qualificata di enti, associazioni, enti locali, istituzioni anche private e associazionismo. Poi i beni di comunità e quindi deve essere identificato e documentato il patrimonio materiale e immateriale, naturalistico, ambientale riconosciuto dalla comunità come di particolare valore storico e culturale, gli itinerari di visita, quindi la progettazione dei percorsi con le finalità educative, divulgative, turistiche, vedete, le finalità educative rivolte anche ai propri cittadini e non solo. Però l'approccio è quello anche di rendere consapevoli i visitatori turistici, i turisti delle peculiarità e delle caratteristiche del proprio ecomuseo. C'è proprio una finalità ehm, educativa, vuol dire che sta alla base, cioè non guardiamo solo alla superficie e quindi alla parte turistica solamente. E poi la verifica che non ci sia sovrapposizioni e la compresenza di ecomusei territoriali vicini. Ma direi che questo non è un problema che ha la nostra regione. Quindi la documentazione che richiediamo è una relazione tecnico-scientifica dettagliata, il materiale cartografico georeferenziato, i verbali delle assemblee e riunioni pubbliche che si sono svolte, cioè va tutto documentato. Il processo partecipativo e di coinvolgimento della comunità deve essere documentato e portato all'attenzione appunto del comitato, la rassegna stampa e i materiali divulgativi, gli elenchi descrittivi dei beni patrimoniali. Viene fatta anche una valutazione attenta delle modalità aggregative di coinvolgimento delle comunità, quindi se ci sono state assemblee pubbliche, se c'è stato un azionariato popolare diffuso, quali attività formative di comunità sono state realizzate, se si sono attivati spazi di coworking collaborativo, le piattaforme social network dedicate e così via. Nella pagina Cultura Veneto abbiamo dedicato una sezione proprio agli ecomusei, lì trovate tutta la documentazione ehm, da, da compilare e poi spedirci. La costituzione del comitato scientifico è definita da un delibera di giunta e il dirigente responsabile è anche il presidente del comitato, due esperti designati dall'Università degli Studi del Veneto e due esperti nominati dalla giunta regionale. Questi sono i compiti, principalmente appunto la valutazione dei progetti di fattibilità per il riconoscimento e poi collabora con la regione per proporre eventuali modifiche al disciplinare
e poi partecipa anche all'attività di verifica dei requisiti e della prosecuzione della buona attività del museo, dell'ecomuseo. Ehm, Questo è il percorso in sintesi di riconoscimento regionale. Quindi l'ente, l'istituzione, l'associazione, la fondazione titolare dell'ecomuseo presenta la domanda di riconoscimento, l'ufficio fa una prima istruttoria di ammissibilità della domanda in cui controlliamo se insomma sono stati compilati tutti i campi correttamente. Viene convocato il comitato tecnico-scientifico, il quale appunto in convocazione valuta le domande in base appunto ai criteri che vi ho appena elencato. E se ci sono dubbi, vengono richieste delle integrazioni, di solito succede, eh, vengono fornite e quindi si integra e si valuta. Dopodiché, quando il comitato scientifico ha deciso, ha deliberato, noi portiamo in giunta la delibera con il riconoscimento dei nuovi musei e ovviamente lo comunichiamo a chi ha fatto richiesta. Una volta ottenuto il riconoscimento, come dire, non è che finisce lì e noi non ce ne occupiamo più, no? E cerchiamo di seguire la vita dell'ecomuseo e quindi chiediamo che venga presentato il programma triennale e il resoconto, diciamo, il rendiconto di quello che è stato fatto l'anno precedente. Questo di solito lo chiediamo che venga inviato il primo trimestre dell'anno. Viene fatta una valutazione sempre d'ufficio e con il coinvolgimento del comitato scientifico e poi viene effettuata la conferma. Questo è lo stato dell'arte degli ecomusei nella nostra regione. Ve ne sono, come vedete, ce ne sono di attivi e riconosciuti, e sono quattro, quelli che vi ho appena menzionato. Poi ci sono ecomusei attivi ma non riconosciuti, e questi sono 10. E poi ci sono 6 ecomusei in via di formazione. Ehm, Gli ultimi due che ci sono arrivati nel mese di settembre, c'è San Zenone degli Ezzelini e il Castello di Zumelle, ma insomma stiamo leggendo la documentazione. Quindi vedete che è una situazione museale abbastanza eterogenea. Quello che salta eterogenea dal punto di vista, come dire, della tipologia di ecomusei. Quello che balza all'occhio è che un po' tutte le province hanno un ecomuseo attivo, eccetto la provincia di Treviso. Mm, Probabilmente, come dire, la provincia di Treviso è ricca comunque di altri istituti culturali. Però ecco, era una cosa un po' particolare perché mi sembra un'anomalia, ecco, perché appunto è una provincia molto attiva dal punto di vista culturale degli istituti culturali. Quindi, come vedete, insomma, siamo dotati di parecchi ecomusei attivi. Scusate. Mm, una domanda che può sorgere è come mai i 10 musei attivi, ci sono 10 musei attivi ma non riconosciuti. Mm, una delle risposte possibili è data dal fatto che come regione ehm, diamo il logo che avete visto, questo, e cerchiamo di seguirli quando ci sono delle criticità. Attualmente non c'è una linea di finanziamento dedicata agli ecomusei. Ehm,
però diamo delle indicazioni, ovvero di chiedere le richieste, di fare le richieste di contributo su due linee di finanziamento, che sono la promozione dell'identità veneta e poi la legge 49 sulla cultura in generale. Ecco, quindi probabilmente questo è un tema da portare al prossimo assessore alla cultura. Adesso, come sapete, siamo in fine legislatura e non si può fare molto. Però, vista l'attività importante che svolgono gli ecomusei e visto anche il numero importante di ecomusei che insistono nella nostra regione, probabilmente un occhio di attenzione anche relativamente al sostegno economico La ringrazio, potrebbe essere dato. grazie mille per il Ecco. consiglio. Comunque attualmente queste sono le due linee di finanziamento che noi consigliamo di attivare. Bene. Grazie. Se ci sono domande su dettagli, insomma, su come si può procedere, ovviamente siamo a disposizione. Forse sembra un'anomalia che gli ecomusei siano all'interno dell'ufficio biblioteche, in realtà ci sono molte attinenze perché come ufficio biblioteche ci occupiamo prevalentemente di cooperazione delle reti e dei sistemi bibliotecari e gli ecomusei sono un ecosistema di cooperazione e un altro prossimo step potrebbe essere quello di creare una cooperazione, una rete di cooperazione tra i musei veneti. Grazie, grazie